Signore e signori, Michela Murgia. C'è un caldo terrificante, se siete in un bagno di sudore è meglio che accorciamo. Io vi ringrazio moltissimo di essere qui. In questa specie di abbraccio in cui mi ritrovo mi ero preparata a un discorso pieno di dati, pieno di cifre, un discorso molto tecnico per dimostrare quanto sono competente e so persino dirvi quante SEADAS vengono preparate tutte le mattine nella provincia di Cagliari, perché se uno non lo sa non si può candidare presidente della regione, ma al di là di questo me l'ero preparato, però poi è trascorsa la giornata di oggi e nella giornata di oggi io non è che ho aspettato questo momento ragionando e cercando di caricare l'emozione. La giornata di oggi io stamattina a mezzogiorno ho incontrato 15 persone che mi volevano parlare di impresa e che ho ascoltato. C'erano imprenditori di aziende dell'edilizia, c'erano coordinatori di consorzi turistici, c'erano manager di aziende dell'innovazione tecnologica, c'erano persone che si occupavano di trasporti, c'erano esperti zootecnici e del settore dell'agricoltura, c'erano tutta una serie di voci competenti, sì, del loro ambito, che si sono confrontate e che chiedevano sostanzialmente una cosa: ascoltateci, se volete decidere ascoltateci, io sono incompetente, è vero, chi dice che sono incompetente ha ragione, è per questo che io questa gente l'ascolto, i competenti sono loro, io non pretendo né nessuno dovrebbe pretendere che qualcuno sappia tutto. La mia competenza è mettere le persone a fare bene quello che sanno fare e permettere che quello che sanno fare venga ascoltato da chi deve prendere le decisioni politiche a livello più alto e aiutare le persone a mettere a frutto le loro competenze. Dopo quell'incontro ero molto carica, avevo il cuore caldo come un tizzone. Ho pranzato e poi ho detto: dai, prima di fare l'incontro mi faccio una passeggiata verso Pula. Ho preso la macchina e sono andata in quella direzione. Ho attraversato il ponte e mentre camminavo guardavo a vedere i fenicotteri, ho detto. I fenicotteri già c'erano, quindi passavo e sulla destra c'erano i fenicotteri, poi c'erano le saline a Macchiareddu, poi c'era l'inceneritore, guardavo a sinistra, c'era Giorgino, col mare arrabbiato, tutto pieno di alghe, poi c'era l'oleodotto, il pontile che, con tutte le petroliere in fila per arrivare. Poi ho superato, sono arrivata a Capoterra e ho visto gli ulivi che sono sopravvissuti alla devastazione idrogeologica. Poi sono arrivata fino a San Roque. Ho fatto la rotonda, ho visto la raffineria e sono tornata indietro. E mano a mano che tornavo indietro mi appariva Cagliari, che è bellissima se la guardi nell'insieme e se ti fissi sui particolari ci sono cose che vorresti cancellare con una spugna e dire: questa cosa no, non la vorrei, questa cosa qui non la vorrei, chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta proprio lì? E ho pensato che in quei 20 chilometri, sono tornata che avevo quel cuore caldo che avevo all'inizio, era metà caldo ancora per il ricordo di tutti gli incontri e metà raggelato, perché in quei 20 chilometri ci sono tutte le contraddizioni di questi 60 anni di autonomia. Tutto quello che siamo stati capaci di fare è in quei 20 chilometri, nel bene e nel male. C'è intelligenza, c'è imprenditoria, perché quello che si vede è il frutto di una pianificazione. C'è la depauperazione ambientale, ci sono gli animali che ancora sopravvivono, perché la resilienza allo stress è forte nelle bestie come nelle persone. C'è una serie di profili, di paesaggi a cui corrisponde la nostra storia. Uno si fa questi 20 chilometri, torna e non può fare un discorso che ha scritto.
Sono tornata che stavo male, mi sono fatta un pianto e ho detto ma possibile, io non mi vergogno di dire che piango per la Sardegna, su questo sono serena, non mi vergogno di dire che la mia terra e le sue ferite mi emozionano, mi fanno male quando mi fanno male, quando le vedo che sono ferite, e invece le cose che mi piacciono mi rendono orgogliosa come se le avessi fatte io, e responsabile come se voltassi lo sguardo anche solo per un attimo qualcuno potesse rovinarle o portarle via. Mi sono ricordata in quei 20 chilometri il motivo per cui mi sto candidando. Questa è una coalizione che ha due anime, vi è stato detto in tutte le lingue. Sono due anime generose, entrambe, che stanno cercando un terreno comune per fidarsi. Non è senza spine questo percorso. Chi non è indipendentista ha paura. E se passo per indipendentista e non lo sono? Chi è indipendentista ha paura, dice se annacquiamo il nostro messaggio. Io chiedo coraggio a tutti. Quello che dobbiamo andare a difendere è la Sardegna, non abbiamo altri obiettivi. La Sardegna e le motivazioni che l'hanno ridotta in questa condizione di sudditanza. Queste motivazioni sono condivise da chi è indipendentista e da chi non è indipendentista. Come intendiamo difenderla questa Sardegna? 100 punti ci siamo dati, 100 obiettivi di governo. Sono troppi? Ce ne vorrebbero 500. Abbiamo dovuto metterci d'accordo per restringerli a 100, perché le cose che ci hanno lasciato da fare sono un'immensità. 100 ce ne siamo dati, quelli che faremo in tempo a fare faremo subito, quelli che non faremo tempo a fare li imposteremo perché non si possa fermare il processo di cambiamento che è necessario adesso, non fra 5 anni. Non tutte le elezioni sono uguali. Questa è un'elezione che mette il cambiamento in condizione di proseguire. Se noi saltiamo questo passaggio, alcune scelte non sarà più possibile farle fra 5 anni. 100 obiettivi che sono non tutti della stessa importanza. Io ve ne dico 5 stasera, che sono per noi fondamentali, sono obiettivi strutturali. Una è la cassa sarda delle entrate. Le nostre tasse, quelle che ci spettano per statuto, devono rimanere qui, 7 decimi dell'IRPEF, 90% dell'IVA, più di 1 miliardo di euro all'anno che va via e che ci serve per rafforzare il nostro bilancio. Quelli sono soldi nostri che devono rimanere qui. La prima, c'è una legge in Consiglio regionale di iniziativa popolare che noi abbiamo firmato e che ci ritroviamo ferma da 1 anno e mezzo perché all'apparato burocratico non interessa farla passare. Qualcuno per lealtà istituzionale verso l'Italia, verso noi no, lealtà verso i sardi non ce n'è. Qualcun altro perché semplicemente non gliene importa nulla. Quello è il primo punto. Il secondo passaggio, per noi fondamentale, è la legge quadro sull'istruzione, perché il primo bene su cui dobbiamo investire è l'intelligenza dei sardi. Sono le condizioni in cui i nostri figli si stanno preparando ad avere in mano gli strumenti per progettare il loro futuro. La riforma del capitolo quinto della Costituzione ha permesso alla Sardegna di decidere moltissime cose sulla scuola. Bastava dotarsi di una legge che, come dire, facesse i contorni di queste decisioni. Non è stata fatta. Il 30% dell'autonomia sarda, dell'autonomia scolastica in Sardegna è rimasto inespresso perché non gli danno i soldi. E come fanno a darglieli se non si dotano di regole per darglieli? Al momento la scuola è una delle nostre fragilità e dovrebbe essere una delle nostre forze, visto che esportiamo cervelli. Almeno quello. Evidentemente quella è una ricchezza che altri vogliono acquistare da noi e che noi invece faremo bene a trattenere, dando loro gli strumenti per aumentare competenze, per aumentare voglia di investire intelligenza qui sull'isola. Il terzo passaggio riguarda il piano energetico regionale. Tutti vogliono fare il piano energetico, nessuno l'ha fatto intanto, però mentre loro non lo facevano, il piano energetico è una etichetta vuota di per sé, detta così. Cosa ci deve essere in questo piano energetico? Le scelte degli apparati burocratici vanno già in determinate direzioni. L'investimento per i prossimi 25 anni di centrodestra e di centrosinistra è in carbone. Ma può essere in carbone nel 2013 un investimento energetico? Bisogna avere il coraggio di dirla questa cosa. Abbiamo ereditato un passato fossile, non vuol dire che ci dobbiamo destinare un futuro fossile, significa che le scelte perché il passato di carbone vada a esaurimento con la sua naturale vita
devono essere fatti adesso, altrimenti tra 20 anni noi avremo ancora gente dentro le centrali, noi avremo ancora gente dentro le miniere che scava il carbone. Non è così che va pensata l'energia del futuro. E però dice, non volete neanche le pale nei pannelli. No, noi le pale e i pannelli li vogliamo. Chi l'ha detto che non li vogliamo? Noi non solo non abbiamo niente contro le rinnovabili, le vogliamo, ma vogliamo le regole però. Vogliamo che siano messi su quest'isola dove ci servono, non dove servono agli imprenditori che vogliono fare i soldi con i certificati del CIP6, con i certificati verdi. Se tu, governo regionale, non ti doti di un piano energetico, chiunque viene qui e fa Far West. Noi ci ritroviamo adesso in queste condizioni, Far West. Chiunque vuole si affitta un terreno e gli mettono una pala, chiunque vuole vende un terreno e gli mettono pannelli. Ma questo è un modo di produrre energia? Non dico un modo di produrre energia in una nazione. Io dico non è neanche un modo per sistemare i mobili di casa, che uno viene e se li mette dove gli pare. Uno si fa un progetto, se la pensa. Noi no. Noi chiunque può venire e mette dove vuole trivelle. La prima cosa, prima di avere un piano energetico, la prima cosa è, ci servirà qualche tempo per farlo questo piano energetico? Qualche idea già ce l'abbiamo. Nel frattempo, moratoria per tutte le trivellazioni e per tutte le speculazioni energetiche. Fino a quando non abbiamo deciso le regole, non si fa niente. Dice, come facciamo con l'energia? Ne produciamo già più di quella che ci serve. Quello che dobbiamo pensare è come fare a fare in modo che quella che produciamo diventi sana. Perché adesso noi la stiamo producendo male, tutta questa energia. Una gran parte viene prodotta in maniera inquinante e ci ritroviamo con 1/6 del territorio compromesso. Non ci si può abitare, non ci si può coltivare. Non ci piace dirlo, non ci piace che lo dicano, perché ci piace dire che siamo un paradiso in terra, ma non è così. Abbiamo permesso che ci venisse fatto questo. E la nostra classe, che gli piace definirsi classe dirigente, siamo classe dirigente, non siete classe dirigente, siete classe dominante. La classe dirigente è una classe che sa dove sta andando, perché ci si dirige verso una meta. Noi mete non ne abbiamo viste in questi anni. Siccome qualche idea di dove vogliamo andare ce l'abbiamo, 3 ve ne ho dette, ce n'è una quarta, piano trasporti, siamo ostaggio. Non è che piano trasporti, dice, certo, tutti dicono piano trasporti, ma che piano trasporti? La flotta sarda. Cioè non è girarci intorno, non è possibile sedersi al tavolo col ministro italiano dei trasporti, cioè per negoziare i nostri trasporti, la stessa persona che ci ha esclusi, che non ha assolutamente inserito la Sardegna nella pianificazione del master plan europeo delle grandi autostrade del mare. Cioè questi ci cancellano dalla cartina, ci sediamo con loro per decidere come ci dobbiamo spostare dalla Sardegna all'Italia, dalla Sardegna ovunque. Non è più possibile questa modalità di decisione. Dobbiamo prenderci in carico scelte di sovranità che già oggi sono possibili. Diceva bene Sandro, non dobbiamo fare la rivoluzione. Questi sono poteri che sono già a nostra disposizione, ma non li stiamo usando. Non li stiamo usando. Certe cose non le vogliamo sapere. Vuoi fare una riforma della sanità e non hai neanche un registro tumori della provincia di Cagliari. Non sai neanche quanta gente... Queste cose, dice, ma vai, non salire, mi dicono, non salire sul palco a parlare di tumori che alla gente gli viene l'ansia. E come no, non lo dico. A forza di non dirlo, sono anni e anni che non siamo in grado di fare prevenzione, quindi di risparmiare risorse sulla sanità, perché non sappiamo dove dobbiamo agire per fare la prevenzione. Potremmo parlare ancora molto di questi 100 obiettivi, ma siccome fa caldo non vi voglio tediare, li troverete sul sito sardegnapossibile.com. Come li vogliamo realizzare questi obiettivi? In 2 modi. Vogliamo arrivare a determinare 30 modelli progettuali, attraverso i quali, non grandi progettazioni integrate che richiedono una marea di soldi e 10 anni per riuscire a vedere il primo risultato. 10 anni non ce li abbiamo. Una legislatura ne dura 5 e chi si prende il carico di fare delle scelte per una legislatura deve anche mettere i cittadini nelle condizioni di verificare nell'arco di quella legislatura il frutto delle scelte. Quindi dei micromodelli che funzionino come laboratori
cominciamo ad attivare, voi dovrete immaginarvi una Sardegna nei mesi a venire che ha centinaia di punti gialli, verdi e rossi. I verdi sono i modelli che stanno funzionando, i gialli sono i modelli in sperimentazione, i rossi sono i modelli che dopo 3 anni non hanno dato i risultati sperati e si applicano i correttivi o si abbandonano i modelli con risorse calibrate di volta in volta, monitorando sempre le riforme che stiamo portando avanti. 30 di questi modelli in 5 anni fanno per la Sardegna le riforme che servono. Ci vuole gente che non abbia paura di cominciare a metterli in atto. Significa, e mi esprimo proprio prendendo i casi specifici, significa che la Carbosulcis, che oggi ha 400 dipendenti, di cui metà sono già in età prepensionabile, ha all'interno i brevetti registrati con le soluzioni per la riconversione, ma siccome non li ha applicati, l'Europa gli sta chiedendo indietro i soldi, perché se ti sono stati dati per fare la riconversione e tu li hai usati per l'avviamento normale, per far rimanere a regime l'industria, quei soldi li devi restituire perché sono aiuti di Stato. Quei brevetti devono uscire fuori. Sono brevetti fatti dai sardi che stanno marcendo lì dentro. C'è una ragazza lì dentro che mentre lavava il carbone per liberarlo dallo zolfo, ha scoperto che il liquame che ne usciva era un prodotto organico ad alto tenore di zolfo, naturalmente, molto simile a quello che si usa nell'agricoltura per nutrire i terreni. E le è cambiato lo sguardo, non ha visto più una miniera di carbone con lo zolfo come scarto, ha visto una miniera di zolfo. E ha detto, quella è una ricchezza, io lo brevetto un sistema per estrarre lo zolfo da quel carbone, visto che ce l'abbiamo. L'ha regalato alla Carbosulcis, la Carbosulcis l'ha messo in un cassetto. Allora sono queste le cose che noi dobbiamo fare. Cominciare ad ascoltare chi le soluzioni le ha già trovate. Chi ha i problemi, di solito ha anche le soluzioni, e che non trova nessuno che l'ascolti. Queste sono le modalità con cui ci vogliamo arrivare. In questa fase che ci stacca dalle elezioni, ci sono ancora diversi mesi, non vogliamo sederci intorno al tavolo con 10 esperti che mettano a punto un programma. Tutti ci dicono, ma qual è il vostro programma? Il nostro programma abbiamo scelto di costruirlo con una cosa che si chiama processo partecipativo. Abbiamo messo a fuoco tutti gli ambiti in cui vogliamo fare delle scelte, che sono gli ambiti degli assessorati. E stiamo chiedendo alle persone che hanno quelle competenze di venire con noi, non per votarci, mica gli chiediamo di votarci, a sedersi per un giorno e attraverso una tecnica di ascolto e di elaborazione di idee arrivare a fine giornata con 10-15 bozze di soluzione su cui noi scegliamo. Come si fa a scegliere se chi vive quei problemi non ti dice di cosa ha bisogno? Questa tecnica si chiama tecnologia dello spazio aperto, la stiamo attuando già adesso in questi giorni, ascoltando le persone e raccogliendo le domande. Comincerà il primo incontro con la tecnologia dello spazio aperto il 27 di ottobre con tutto il mondo culturale a Nuraki e da lì cominceremo. Lì verrà fuori il nostro programma. 2 mesi di incontri con tutti quelli che hanno qualcosa da dire e da dare. E dopo il programma sarà di tutti, non sarà solo nostro. La Sardegna Possibile deve muoversi così, ricominciando a creare relazione, economie di relazione, strutture di relazione, spazi perché la relazione continui anche dopo che uno è stato eletto, non solo prima, perché ad ascoltare prima siamo bravi tutti. Il problema è quando cominci a decidere pensando di aver ricevuto una delega in bianco. Noi ci impegniamo a mantenere aperti questi spazi sempre, proprio perché non siamo nati imparati e in quest'isola di intelligenza ce n'è dappertutto, non ce l'abbiamo solo noi. Quindi questo vi dico, questo vi chiedo anche, significa che noi ci stiamo candidando a non farlo da soli, che ci stiamo candidando a dire che non abbiamo tutte le soluzioni. Ci stiamo candidando a dirvi che anche per voi c'è spazio, non è tutto deciso. Le liste non sono chiuse, i programmi non sono chiusi, non è una scatola con la chiusura a doppia mandata, è ancora uno spazio aperto dove anche voi potete dare il vostro contributo. Chi si sente in questi mesi di avvicinarsi
trova spazio, trova un orecchio che ascolta, trova persone che come lui, come lei, stanno facendo un cammino di produzione, di futuro per quest'isola. Altro non vi dico perché vedo persone boccheggianti e ben le capisco. Io pure vi dico grazie, questo sì. Grazie per essere qui stasera, grazie per tutte le altre volte che sarete chiamati ad esserci e ci sarete. Grazie anche se non verrete più agli incontri ma deciderete di votarci nell'urna, e grazie per tutte le persone che convincerete che stavolta sì, vale la pena, vale la pena. Grazie davvero. Romina. Grazie molto. Dov'è Franco?